Taglio del nastro a Portogruaro del sottopasso sostitutivo del passaggio a livello di via Villa Storta sulla linea ferroviaria Mestre-Trieste. Largo 6 metri e alto 3, il nuovo passaggio permette di superare velocemente sia la linea ferroviaria che la vicina variante alla statale 14, candidandosi a giocare un ruolo importante, se non addirittura decisivo, per questa zona della città. Questo passaggio, in buona sostanza, riesce a collegare i cittadini della zona di, chiamiamolo così, della piscina, della palestra, con la zona nord di Portogruaro, e già oggi sentivo alcuni imprenditori dire, beh, si potrebbe pensare di realizzare, e perché no? Perché no realizzare abitazioni, ovviamente dove il piano regolatore lo consenta? Perché non pensare a nuovi insediamenti? Il sottopasso di via Villa Storta rappresenta un tassello di un programma molto più ampio che prevede non solo l'eliminazione di altri 4 passaggi a livello nel comune di Portogruaro, ma interventi in tutta la regione. Diciamo che RFI lo chiama modello Veneto, con ampia soddisfazione da parte nostra, perché nel luglio del 2017 abbiamo sottoscritto con RFI un protocollo che prevede la soppressione di 80 passaggi a livello, di cui 25 sono già finanziati. I passaggi a livello creano destabilizzazione in quello che è il flusso normale della mobilità e della viabilità del territorio, ma ogni volta che un passaggio a livello viene abbattuto o si guasta, crea dei grossi problemi sulla circolazione dei treni e quindi fa arrabbiare i pendolari, non li fa arrivare a destinazione, quindi i passaggi a livello devono assolutamente essere eliminati.